no hanno a estentare alli convalidare arresto a Asna Begun, sa pizzinna de Vinticimbannoso, chi stava attacchi Pietro Osanna, accusata desomicidio suo desa Metropolitan Police de Londra. Sa femmina bengalesa, naschia e paschia in Londra, accanto risultata a morto e stoccata a Pietro Osanna, che in un attacco feroce e assispessata, secondo i investigadores. Sa conferma sta arribata ieri a tardumano in su profilo ufficiale Twitter desa Metropolitan Police, un'incriminazione formale cussa desa polizia inglese che come ata sa conferma desu magistrau. Prosuchi per toccata sa caglione desomicidio non va gallo conferma ufficiale, ma oramai non pare prusu una vura mancata. Esti stata sa pizzina mattesi a dare allarme, mutinde suvrade de Pietro Giommaria. Pensando a si sciopero generale desa sanidade sarda, chisata faccheri in Castello suser de tribulasa, CGL, Cisle e Willins ardiescoladas hanno fatto un'assemblea per analizzare la situazione di su comparto in sa provincia di Nugoro e tornare a sottolineare sos problemi sinza laoso meser facete a sa istituzioni locali e regionali. Un sciopero e una protesta necessaria, iscrivene sos segretarios desa funzione pubblica Sandro Fronteddu desa CGL, Giorgio Mustaro desa Cisl e Fulvia Murru desa Will, prosa situazione grave de su comparto e prosa mancanza de rispostas supra organizzazione de su sistema novu, sos organicos, sas politicas de su personale e contrattuales. Una die de protesta pro pedire un confronto veru e un percorso sicuro che ande cara una sanidade de calidade, un sistema che sia curzu a sos cittadinos, un modello che rispetta tesor diritto de sos traballadores. Finza a pustisi desa mobilitazione di aprile, sicchini sos segretarios, sos impinno spiccaor desa dirigenza des ATS e des assessore non los hanno rispettaoso e sa situazione si sta aggravata. Difattisi sicchina a mancare sos servizios in su territorio, a s'indebilitare sas strutturas ospedalieras perifericas, costringendo sos maladios a andare i fatto de sos ospidales cittadinos pro sicurare. Sa maggioranza de centro-sinistra chier governando esa regione sichiti a perdere carchi pezzu. A pustisi des essiades o Rosso Mori e des centro democratico oi este su movimento La Base chi annunziata se sia desa coalizione. La Base punnata a fravicare una coalizione civico-sardista pro garantire un governo desos sardos prosos sardos. Una posizione che su Cussizeri regionale Gaetano Ledda aiat anticipau in occasione desa presentazione desalleanza che su Partiu Sardu e sa naschida de su gruppo consiliare Partiu Sardu La Base. S'accordo, iscrivete La Base, este su fundamento di una proposta politica nova, aperta a totus os movimentos e partidos cívicos identitarios, una proposta de governo civico sardista, seria e praticabile, alternativa a sa situazione de oie, chi totus amus provau in sa pelle nostra. Dai principi di su mandau amus criticau a maniera pubblica sa giunta regionale, in campo sanitario e agricolo, pro sa gestione burocratica e dannaresa de sas patologias animales che a sa pesta suina e a sa limba blu, pro su disaccattu de sa sanidade in sa Sardigna de mesu, pro sa derrutta de su servizio sanitario in Nugoro, Sorgono e Ottieri. In sos trasportos amus pediu de badasa, de isorbare sa convenzione Tirrenia o de intervennere che in sas compagnias a prezzo basso. Pro tottu custu amur decisu de truncare s'accordu. Il packaging come leva strategica per entrare nei mercati esteri. Este su titolo de su seminario promoviu in Nugoro da esa Confartigianao Impresa Sardigna in collaborazione con l'Istituto pro su Commerciu Esteru, a su cale hanno piccau parte una ventina de aziendas agroalimentares sardas. S'obiettivo è scussu de battire sos produttos sardos i sos mercaos esteros o in confeziones che attiren esa clientela. Alluva che su seminario Gianfranco Lai, esperto de Istituto Commerciu Esteru. Hanno partecipato vinzasa Stefano Mameli, segretario regionale desa Confartigianao, e Pietro Mazzette, segretario de Nugoro e Ozzastra.
Su presidente de Nugoro Michele Artedino, custumanzano a consignaus a screrdes a sociedade a su sindicu de Nugoro Andrea Soddu, alludare schiere ste su comune chindunu comunicao ufficiale. Artedino l'aiat annunziaus a chi da colada, a sa cabu de un addobiu fattu Iovia in sa sede de su Nugoro Softball pro valutare si bivinis as condiziones pro mandare ad ennantis unu progetto ambiziosu, ma sa risposta negativa des azittade l'ha convintu a dare esar dimissionese. Su sindicu Soddu si leghet in su comunicau, a pediu a su presidente dimissionariu debi pessare bene, torrandeli gracias a numene des azittade de Nugoro, pro custu schimbannor de impinnu mannu pro si squadre e pro sa comunidade. Unu traballu de importu cussu de Michele Artedino, su linea Soddu, capassu de piccare in garrigu su Nugoro a unu passu da su fallimentu e facendela arribare a sa quarta serie nazionale. Su sindicu erzai traballande pro chircare de parare fronte a sa crisi de sa sociedade, su tempus es pacu ca sas iscriziones a su campionau de Serie D iscadini su de che 8 de tribulasa. Pro sa die tocca de presentare s'organigramma completu de sa sociedade, pacare sas iscriziones e presentare sar fideiussionese. In custar diese, concruiti su comunicau de su comune, su sindicu Soddu est disponibile pro addobbiare totus as pessones e sos gruppos interessaus chi in s'obiettivu de salvare sa prima squadra de vubalu nugoresa, ma vinzasa una realtade sociale de importu mannu.